Allora, rieccoci qui, stavamo parlando della purtroppo questione delle pensioni a Nasarco, quindi, e non solo a Nasarco ma anche abbiamo visto i farmacisti, insomma, e poi anche la categoria, alcuni avvocati, adesso non so se tutti o solo alcuni, comunque purtroppo ci sono coloro che versano la pensione non solo all'INPS ma anche a un'altra cassa e se non completano l'intero iter previsto dalla legge, ai noi perdono tutto. Quindi il maggior problema è chi ha oramai una certa età e non ha completato l'iter dei 20 anni, perché solo gli iscritti dal 2012 potranno ricevere qualcosa con 5 anni. Ma fermo. Gli iscritti dal 2012 sì, avranno una, diciamo, mini pensione, dicono con 5 anni. Ma sì, dicono, cosa vuol dire dicono? Vuol dire che esiste la pensione di vecchiaia minima contributiva con soli 5 anni, a partire che vale per chi ha iniziato con il metodo contributivo, quindi di solito dal 96 in poi. Molte casse hanno adottato questa pensione di vecchiaia contributiva minima che tra l'altro eroga anche l'INPS, quindi noi quando pensiamo all'anzianità contributiva dell'INPS pensiamo ai 20 anni, non è vero perché è stata introdotta questa pensione minima di vecchiaia che tutte le casse che hanno adottato il sistema contributivo la stanno usando e ad un modo insomma un po' per restituire una piccola parte. I farmacisti no, nei farmacisti esiste un sistema quota fissa, prestazione definita, lei pensi che un borsista che guadagna 10.000 euro all'anno paga 4.500 euro di contributi al pari di un farmacista titolare che ha un guadagno di 100.000 euro all'anno, quindi vuol dire che l'aliquota contributiva soggettiva di un farmacista titolare è del 4,5%, quella di un borsista è del 45%, che è una cifra elevatissima. Volevo solo dire che esiste un problema delle fasce deboli, avete parlato delle fasce deboli, bisogna tutelare le fasce deboli, i disoccupati. In ENPAF abbiamo un'eccezione, abbiamo che i disoccupati pagano i contributi e addirittura i giovani che ritardano di pochi giorni la domanda di riduzione di questa quota pagano 4.500 euro. Noi abbiamo degli stagisti che hanno dovuto pagare queste quote per i primi 2 anni, hanno rovinato praticamente una parte della loro vita per dover pagare dei contributi slegati dal reddito. Queste cose bisogna saperle per tempo. Quindi sì, bisogna, insomma, ci vuole omogeneità nelle norme per avere veramente equità. Assolutamente. Doveva terminare. Sì, quello che noi chiediamo è, in questi mesi abbiamo fatto anche su Facebook, con i Silenti a Nasarco, abbiamo fatto una campagna per risvegliare un po' le coscienze degli stessi agenti che mi chiamano e mi dicono: dottore, io sono a posto, io ho fatto i miei 20 anni, ma andrò in pensione nel 2024-25. Se non ha fatto la domanda entro i 2 anni, nei tempi, fascia A, fascia B, fascia C, i paletti diventano sempre più alti. Tra un po' ci chiederanno di essere accompagnati con i nonni, no? Per entrare in pensione. È una confusione, è come se i nostri contributi avessero una scadenza, i soldi che abbiamo versato addirittura non ci danno nessun riconoscimento di interessi. Cosa abbastanza vergognosa. Quindi già di per sé non avere neanche il riconoscimento di un minimo di interesse in questa quota capitale, e poi negli ultimi 20 anni il lavoro è cambiato per tutti, certo. Non si può obbligare, sembra una galera, cioè non si può obbligare gente come me che deve fare i 20 anni perché ho 53 anni e devo arrivare a sperare di prendere la pensione a 72, perché vediamo da qui. Altrimenti si perde tutto. Chissà quando poi c'è... Il sistema comunque all'italiana è quasi tutto uguale. Metti i tuoi soldi e vuoi maturare qualcosina in banca, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Bari, spariscono, li metti nei contributi di lavoro, spariscono, cioè, ma ci vogliamo svegliare, vogliamo cominciare a chiedere ai nostri beati politici, governanti, di garantirci un attimino i nostri risparmi, le nostre fatiche, i nostri sudori, il nostro sangue che mettiamo o negli enti o nelle banche, che non ci venga più rubato? Assolutamente. No, anche ma siamo tutti uguali rispetto alla legge? Siamo tutti, veramente, c'è qualcuno che è più uguale di altri? Possibile mai che su 100 persone
10 vanno in pensione in un modo, 5 vanno in pensione in un altro, avendo fatto lo stesso lavoro. Bravi. Ecco, allora io chiedo questo. Ma non è possibile. Non è possibile. 2, cosa importante, mi dispiace aver fatto esplodere questa confusione, ma facciamo un ragionamento terra-terra. Io pago i miei contributi per 40 anni. Per 40 anni pago all'INPS, quindi non pago per 40 anni i miei contributi. A 65 anni vado in pensione, poi purtroppo a 70 anni muoio. Non ho ovviamente... Un affarone per le casse. Un affarone per le casse previdenziali. Certo. Voglio dire, scusate, quei soldi che non è che io ho versato volontariamente, mi sono stati presi di peso e storti praticamente di fatto, e poi che fine fanno? Non sono sposato, non ho figli, i miei contributi servono ad altri. Certo. Ma perché tutto questo? Allora restituitemeli, datemeli subito, certo. Ridatemeli indietro. O aboliamo. Il sistema pubblico e diventa privato, come negli Stati Uniti, e diventa privato, e ognuno i propri soldi se li assicura. Però non puoi fare tutto questo mantenendo uno Stato etico, devi fare tutto questo con uno Stato che sia uno Stato laico. Se lo Stato rimane etico, e per cui è poverino e quello non ce l'ha, eccetera, allora, è come la sanità. Scusate, che se ti danno anche la libertà di fare il fondo privato, certo. E il problema è che poi il fondo privato può fallire. Certamente. Gli Stati Uniti hanno dato 15 ergastoli al Madoff. Sì, ma chi se ne frega degli ergastoli che si ergastoli. Certo. Qua invece bene o male se la cavano. È sempre un problema questo. Se lo Stato garantisce il fondo, poi se la vedrà con quelli che falliscono. Mancano i controlli, certo. Che oggi parliamo solo esclusivamente mancano i controlli e applicazione della legge. Certo. Si parlava ancora di modificare la Costituzione italiana, ma beato Dio, almeno una volta proviamo ad applicarla a quella che abbiamo e che non abbiamo mai applicato in toto, prima di parlare di riformarla. Perché non sappiamo neanche come funziona non avendola mai applicata. Ecco, intanto nella situazione attuale volevo anche accennare al discorso della scuola, perché poi abbiamo altre questioni che dobbiamo ritornare, la sanità è un'altra. E per la scuola come funziona la situazione? Poi torniamo sulle Nasarco, che abbiamo un altro spazio, perché so che c'è un intervento. Sì. Per quanto concerne la scuola, diciamo, ultimamente si sta facendo molto discutere la legge bilancio, che ormai da tempo già in Gazzetta Ufficiale è stata una legge che ha suscitato molto malcontento nella compagine scolastica, proprio per mancanza di fonti stanziate all'interno della scuola. Quindi con questo governo è successo questo fatto qui, perché poi c'è la grande aspettativa da parte della classe insegnante nei confronti di questo cambio di governo. È significativo anche il gesto del ministro uscente Lorenzo Fioramonti, che proprio per la mancanza di fonti stanziati per la scuola ha deciso di abbandonare, di lasciare il MIUR, quindi la carica di ministro dell'istruzione, e a lui è subentrata proprio di recente la ministra Lucia Azzolina. Naturalmente all'interno della legge sono stati stanziati dei fondi, ma non sono adeguati, non sono sufficienti. Parliamo di una cifra di 3 miliardi di euro, che è una cifra veramente piccola in proporzione a quelle che sono le esigenze del comparto della scuola. In realtà il Ministro aveva avanzato una richiesta di 4 miliardi, il Governo ha tentato con una serie di manovre di recuperarle, ma non è riuscito. Va precisato che comunque ci sono delle novità. Non ha voluto. Non è riuscito, non perché ha voluto. Perché volere potere, soprattutto quando si è senza al dubbio. governo. Ci sono delle novità all'interno della legge bilancio, ma non sono delle novità significative. Si parla di finanziamenti per aumento degli stipendi dei dirigenti scolastici, si parla anche di finanziamenti stanziati per il rinnovo contrattuale, si parla di finanziamenti per quanto concerne anche la formazione per i corsi sul bullismo, cyberbullismo, finanziamenti anche per l'edilizia scolastica, piano assunzionale, però non sono adeguati. E spiego nello specifico.
Per quanto concerne il rinnovo contrattuale, sono stati stanziati nella legge bilancio, è stato previsto per quanto concerne il rinnovo contrattuale un aumento pari a 80 euro lorde, che poi al netto saranno 70 euro. Questo non va a risollevare le sorti naturalmente degli insegnanti, non va a migliorare la qualità della vita. La cosa vergognosa è che i nostri stipendi continuano ad essere più bassi rispetto alla media europea. Scusa, paga base oraria lorde? Sono intorno alle 30 euro. Noi 10,40 euro ai farmacisti, dipendenti di farmacia privata, contratto scaduto il 31 gennaio 2013. Scusate, il poliziotto che sta di fronte alla vostra farmacia, che sta di fronte alla scuola, prende 4 euro l'ora. 4 euro l'ora dopo aver lavorato 6 ore e 40 per stare davanti alla banca o per fare una pattuglia, prende 4 euro l'ora. Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? È impensabile che uno Stato faccia il participio passato invece che fare lo Stato con la S maiuscola. E giustamente allora i giovani se ne vanno via. Certo, ovviamente se ne vanno. Ovviamente, evidentemente la sicurezza non gliene frega niente a nessuno. Evidentemente, mi diceva tanti anni fa, lo voglio raccontare, uno che vendeva Rolls Royce a Roma, a Porta Pinciana, e mi diceva: io me ne accorgo subito di quello che non se la può comprare, perché entra qui dentro e mi domanda quanto costa e quanto consuma la Rolls. Se mi domanda uno che si vuole comprare la Rolls quanto consuma, non se la può permettere. Allora, se uno Stato mi domanda quanto costa la sicurezza, quanto costa l'educazione dei figli, evidentemente non se lo può permettere, evidentemente è destinato a fallire. Malamente. Assolutamente. Scusate. Volevo ritornare sul discorso, quindi dicevo i nostri stipendi continuano ad essere più bassi rispetto alla media europea, fino a quando naturalmente non ci sarà l'adeguamento di stipendio, purtroppo non si risolverà il gap tra Europa ed Italia. Questo è un problema importante, come così è importante il problema della categoria degli insegnanti, che viene riconosciuta oggi, diciamo, rientra in quelle categorie, come hanno dimostrato tanti studi scientifici, della professione altamente usurante, perché costantemente, quotidianamente gli insegnanti sono sottoposti a uno stress psichico, a uno stress mentale, e tanto questo ci dovrebbe indurre anche i nostri governanti a ripensare anche ad una riforma pensionistica adeguata, a ripensare a delle finestre che consentano al personale della scuola di poter andare in pensione prima, proprio perché rientra in questa categoria di professione altamente usurante, per lo sforzo fisico che giornalmente uno appunto profonde per svolgere la propria. Però nella categoria insegnanti ci sono stati in passato tanti baby pensionati che hanno fatto poi un altro lavoro. Però non dobbiamo sottovalutare il fatto che il fenomeno del burnout è molto in aumento, negli ultimi tempi si registra veramente un picco molto elevato, e quindi questo ci deve far riflettere. Certo. Per cui, ritornando al discorso, quindi ci deve essere un tavolo di incontro, un tavolo in cui il governo si occupi sia degli adeguamenti di stipendi sia della valorizzazione delle professioni, della professione insegnante, perché se non si dà centralità alla scuola, se non si investe nella scuola non si va da nessuna parte, se non si investe nella scuola non ci potrà essere un futuro migliore, non ci potrà essere senza dubbio una categoria di una categoria di professionisti del domani all'altezza. Assolutamente, quindi oltretutto si aggiunge anche la questione scuola. Lei, per stare sempre nelle categorie che sono felici, lei deve aggiungere qualcosa. Per che categoria? Enasarco. Vorrei aggiungere due dati su quanto ha detto Stefano. Enasarco, per i 625.000 silenti, no, che ha generato in questi anni, al 2014... I silenti sono coloro che hanno versato un determinato periodo contributivo fino a 19 anni e che sono diventati silenti, chiaramente. Questa gente ha versato nelle casse di Enasarco 7.250.000 euro.
quindi una cifra enorme che è pari al patrimonio intero di Enasarco, e questa è la cosa che ci fa pensare. Io penso che nessuno ci vuol mettere mano perché succederebbe il default di Enasarco, no? Quindi sarebbe impossibilitati più a pagare le pensioni, e allora c'è qualcuno che frena questo tipo di... Però voglio precisare una cosa molto importante. Enasarco viene disciplinata da una legge importante che è della 613 del 1966, dove disciplina Enasarco in un contesto previdenziale integrativa a quelle che l'INPS, lo dice l'articolo 29 di quella legge. Quindi tutto ciò si evince che Enasarco dovrebbe erogare delle porzioni pensionistiche, no? Nel momento in cui il soggetto va in pensione con la pensione statale, che sarebbe quella dell'INPS. Invece questo non avviene. Questo non avviene. Questo è un appiglio di carattere legale, giuridico? No? Questo potrebbe essere, deve essere secondo me, perché l'articolo 29 lo dice chiaramente. Quindi chi può intraprendere un'azione eventualmente? Ma vede, qualsiasi azione legale che sia intrapresa, essendo che c'è poca conoscenza in materia, in giurisprudenza, no? Per quanto riguarda questa questione, tanti giudici rimettono in secondo grado, no? E però che io sappia pochi si è arrivati in Cassazione, e questo è il grosso problema, anche perché non capisco perché non si riesce a sbloccare questa situazione, con tutto ciò che esiste una legge ben chiara. Basti pensare che l'articolo 20 della legge 613 del 66 dice chiaramente che i contributi previdenziali di questo fondo devono essere integrati in INPS, lo dice chiaramente. Poi l'articolo 21 della stessa legge dice che bisogna erogare questi contributi nel momento in cui si va con regime obbligatorio. Detto questo, allora abbiamo una pubblicità che incombe. Solo una cosa, avvocato, so che non se ne occupa, allora, però lei avvocato e rappresenta l'associazione. Infatti quello che mi lascia perplesso è questo, che allora laddove alcune discipline civilistiche sono tuttora regolate da norme degli anni 40, del millennio scorso, ci troviamo invece a delle leggi in materie specifiche come questa di Enasarco, ad esempio, che è stata promulgata negli anni 60, laddove il mondo del lavoro era completamente diverso da quello di adesso. Cioè, l'evoluzione ha portato non ad un miglioramento della situazione pensionistica, ma assolutamente un peggioramento. Perché? Perché nel momento in cui allora, la ratio di una norma nasce da che cosa? Dal momento storico in cui viene scritta e viene promulgata. Se abbiamo una legge degli anni 60 con una disciplina laddove nel 66 non c'erano neanche i sindacati, purtroppo o per fortuna. Voi come avvocati state ancora applicando leggi di decreto regio del 30, ma che vanno del benissimo, 28, ma ce ne sono alcune. Allora, attenzione, non è stata fatta neanche una riforma della giustizia. Ma attenzione, allora, va bene, allora, se stiamo parlando di diritti reali, della proprietà di un terreno, che sia stata coniata quella legge ai tempi di Giulio Cesare a Roma o che sia di ieri, non è cambiato niente, perché la proprietà di per sé, ma non come si dice giustamente, in una materia così evoluta, che si evolve di anno in anno, che riguarda queste lavorative. C'è un attimo che finisce il discorso perché la pubblicità che incombe. Quindi, ma voi come associazione non riuscite a far nulla? Allora, visto che ci sono anche dentro gli avvocati. Abbiamo fatto delle azioni, abbiamo fatto anche c'è stato presentato un DDL a luglio, ma non lo calendarizzano. E in Italia, scusa Stefano, si dovrebbero fare le rivoluzioni, ma la rivoluzione ha bisogno dei propri morti. E qua nessuno ha voglia di morire per nessuno. Abbiamo un aspirante suicida, tu lo sai che c'è uno sciopero della fame. No, ma io devo dare pubblicità, per cui devo... Sì, ma non serve neanche lo sciopero della fame, si arriva alla fame senza neanche fare lo sciopero. Nergastolo. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.